Ammontano oltre 10 milioni di euro i beni confiscati all'imprenditore Antonio Campisi e ai suoi familiari, ritenuto punto di riferimento della cosca dei Papaniciari. In particolare sono state confiscate numerose autovetture, la totalità delle quote e l'intero patrimonio aziendale di 3 società di calcestruzzi e di costruzioni, costituito da numerosi autocarri e autoveicoli speciali per la movimentazione terra, da numerosi immobili e fabbricati e un villaggio turistico di circa 250 bungalow di legno. Sono state confiscate inoltre polizze e titoli bancari e la somma di denaro di circa 150.000 euro quale corrispettivo della vendita di un immobile. Sono saliti ad 8 i morti nell'incidente provocato il 5 dicembre scorso da un immigrato marocchino, Chafik El Chetani, finito con la sua auto alla Mezzia Terme contro un gruppo di cicloamatori che stava percorrendo la statale 18. Nell'ospedale di Cosenza, dove era ricoverato dal giorno dell'incidente, è morto ieri mattina l'avvocato Domenico Strangis, di 48 anni. È una ferita dolorosissima, ha detto il sindaco di Lamezia Gianni Speranza, che si è riaperta nella nostra comunità. Nel percorso Gerbera Gialla 2011 del Coordinamento Nazionale Antimafia Riferimenti continua l'Antimafia Day nelle scuole della Calabria. Stamattina la carovana ha fatto tappa a Reggio Calabria con gli interventi del prefetto e del capo della squadra mobile Renato Cortese. Nel corso della mattinata, nel cortile della scuola, i giovani studenti hanno assistito all'esibizione dei cani poliziotto della questura di Reggio Calabria. Nel pomeriggio invece, alle ore 16, sarà dedicato ai genitori che incontreranno il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Ottavio Sferlazza, e rappresentanti delle forze dell'ordine. L'UDC ci sarà nella prossima giunta provinciale di Crotone che il presidente Stanislao Zurlo si appresta a varare ed ha indicato come suo rappresentante l'architetto Antonio Leotta. Lo hanno comunicato la segreteria provinciale dell'UDC Giulia Magarò, il presidente del partito Chiarello, il capogruppo Alfonso Donato Proietto e l'ex assessore provinciale Alessandro Carbone. Intanto è attesa ad ore la nuova giunta provinciale che dovrebbe vedere tra i suoi componenti il primario Ubaldo Prati. Come vicepresidente Rita Nania, Marcello Praticò, Emilio Trocino e Giovanni Lentini. Ieri il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, e l'assessore provinciale al turismo, Pietro Lecce, hanno ricevuto presso la Sala degli Specchi la nazionale italiana Under 20 di rugby per la presentazione ufficiale dell'incontro del torneo delle 6 nazioni, il più importante torneo europeo che vedrà impegnati gli azzurri contro il Galles venerdì alle 19 allo Stadio San Vito. È la prima volta che un torneo così importante si svolge in Calabria. Oggi alle 11 è stato attivato un servizio di semafori davanti il rettilineo antistante la caserma dei Vigili del Fuoco di Crotone. Più volte le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco avevano segnalato il pericolo che correvano gli operatori ed i cittadini per il fatto che la compagnia non era servita da un sistema moderno e tecnologicamente avanzato di semafori, perfettamente sintonizzati ed in grado di garantire la massima sicurezza dei mezzi in uscita dalla caserma e delle autovetture dei cittadini che spesso percorrono il rettilineo ad alta velocità. Iniziate ieri le pagine di Cultura 2011 dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il programma degli eventi prevede una serie di tavole rotonde su temi dell'attualità. Ad aprire gli incontri tematici nella Sala Cardona della Banca Mediocrati di Rende il tenente colonnello Vincenzo Franzese. Le cause più frequenti sono la disattenzione, l'eccessiva velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Gesti quotidiani che sviluppano una scarsa sensibilità e cultura verso la sicurezza propria e degli altri. L'8 marzo, festa delle donne alle 21, la provincia di Catanzaro, Comitato Pari Opportunità, presenterà la prima assoluta del nuovissimo tour di Noah, l'artista israeliana più celebre al mondo, considerato un'icona del pacifismo internazionale al Teatro Politeama. Noah presenterà il suo nuovo album Noah Polis, che sarà pubblicato a inizio marzo, tutto dedicato alla grande canzone napoletana. Con lei sul palcoscenico ci saranno il suo fedelissimo chitarrista Gil Dor e i Solis String Quartet. Simbolico il biglietto di appena 2,50 €, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Centro di Aiuto alla Vita.